È sabato pomeriggio, io sono qui dai miei e mi sto bevendo un tè caldo, ovviamente, non è caldo qui. Qui anzi, vi faccio vedere tutto nuvoloso e sono sui 17 gradi circa. Sono qui a registrare questo pezzettino di video perché volevo ringraziarvi per i commenti sotto al weekly vlog numero 14 e poi per dirvi che quel weekly vlog io l'avevo montato in un certo modo. Se avete notato, ci sono dei difetti di taglio delle clip dei video e ci sono dei difetti nelle transazioni tra un video e l'altro. Io non le avevo fatte così, purtroppo va in nero e poi ricompare il video e io non avevo scelto quella transazione. Però purtroppo si è montato così e si è finalizzato così, non so il perché. Niente, quindi volevo dirvi questa piccola cosa, se vedete dei difetti nel montaggio è perché appunto il telefono fa quello che vuole, io li monto in un certo modo i video e poi il risultato è un altro. Pazienza, ci vuole tanta pazienza con la tecnologia. Ci vediamo lunedì, ciao ciao! Buongiorno, buongiorno Pippo. Che bella piuma che hai, Pippo. Ma questa è mia allora. La piuma. Oddio. Bella! Buongiorno, oggi è lunedì. Come promesso sono tornata oggi che è lunedì, guarda che bei capelli. Oh, mamma mia, sono andata a dormire con i capelli bagnati e infatti sono ancora leggermente umidi. Poi adesso sembrano con un pochino di volume, tra un po' sono piatti perfetti. Quindi io ci ho rinunciato con i miei capelli, veramente. È di famiglia che siano così spaghetti. Quindi massimo alle 8:20 devo partire da casa che devo portare il gatto dal veterinario. Quindi ho il fiatone e non ho fatto niente. Mamma mia. Sta uscendo, c'è il sole lì, eh. Però ieri ha piovuto tutto il giorno. Cioè, ieri mi è preso il nervoso, mi è presa la tristezza, perché qua era brutto tempo, pioveva, freddo, vento, tutto il possibile, e invece giù al mare era bel tempo. E allora mi è preso il nervoso, perché non è possibile, adesso inizia la stagione che qua è brutto tempo, basta fare tipo, non so quanti chilometri, 100 km e bel tempo. Ieri ho dato una sistemata a tutti i mobili di casa, quelli là, li ho svuotati praticamente, avevo tanta roba da buttare che non usavo e ce l'avevo tipo accumulatrice seriale, ecco. Ciao Gastone! Gastone anche è guarito bene, volevo farvelo vedere, che anche lui aveva il buco sulla schiena. Volevo farvi vedere... Ah no, è dall'altra parte, non è di qua. Vero Gastone? Sei guarito bene? Sì, è un ruffiano. Qui c'è il mio Alfa, anche lui guarito bene. Beta! Che bello che è Beta! Beta! Sei un bel panciotto anche tu, eh? Gastone. Ecco, vi faccio vedere com'è guarito Gastone. Guardate. Non avete visto com'era ridotto prima. Però il buco aveva fatto infezione. Lui si è tolto tutto il pelo e è guarito da solo, senza veterinario. Vero Gastone? Amore. E ciao! Silvano! Silvio! Vado a vedere i gatti. No, vado a vedere Priscilla. Ah, ha preso com'è che si chiama in italiano? Orbettino? Un'orbesina in dialetto. Eh sì, ne ha presa una enorme anche stavolta. Simon, quella piccolina nera. Simon! Ma che brava che sei! L'hai catturata, amore! Guarda! Ciao, amore! Simon! Ma insomma, ti scappa tutta quella. Colpa mia che te l'ho fatta scappare.
Priscilla? Ok? Ciao. Aspettate. Brava! Pepe è un po' triste, perché senza il suo fratellino adottato lì, adottivo, si dice adottivo, vero? Fratellino adottivo. Di là ci sono tutti i nuvoloni, neri neri, e questo non è neanche tanto nero, perché di là dietro gli alberi sono ancora peggio. E invece di qua c'è il cielo così. Outfit del giorno, questi pantaloni che sono quelli dei cinesi, quelli con il triangolino qui. Questa macchietta che si vede è resina e non viene più via. Poi niente, ho messo queste braghe, poi ho messo la maglietta con le maniche corte che avrete visto nel video haul, questa qui fucsia, tipo polo, ecco. Ah sì, che all'interno è fatta così, però non si vede alla fine. Boh. Poi ho messo questa maglietta di cotone che è quella di Piazza Italia di una vita fa e adesso le vendono simili però di qualità peggiore, quelle che ho visto. E niente, questo è l'outfit del giorno. Zac. E scarpe da ginnastica, le Nike Air Max, quelle lì solite mie. E basta, sono normale, pettinata ai capelli, sono così. Qua ho i ciuffi che vengono fuori. E basta, questo è quanto. Adesso, sapete cosa faccio? Devo fare le pulizie di casa. Perché visto che non c'è un gattino, ho già sbattuto il tappeto e visto che non c'è il gattino ne approfitto a fare pulizie di casa perché c'è un po' di confusione in meno, diciamo. Niente, adesso spolvero. Ciao, panna. Wow, che bella. Pepe è un po' triste, Niente, spolvero e poi passo l'aspirapolvere. Sono le 3:30, io spero mi chiamino a breve per il gatto perché insomma non so se aspettano fino a stasera, ma io ci sto in 40 minuti a arrivare, sì, andare alla clinica e quindi non so qua a che ora mi sapranno dire. Ha aperto alle 3, quindi no, sono le 3:20, no 3:30. Adesso metto a caricare un attimo il telefono che è insomma al 35%, quando vado via di casa non voglio averlo scarico o comunque avere poca batteria, preferisco avere più del 50%. Speriamo sia andato tutto bene e insomma ci sentiamo più tardi. Ecco, adesso parto dalla clinica, il gattino è qua, è bello sveglio, vispo, comunque è tutto a posto, è sveglio, è tranquillo. Io guardo la strada perché sta anche piovendo, purtroppo, e quindi mi tocca guardare la strada. C'ho uno dietro che mi sta attaccato. Stacco il vlog e vi faccio vedere il gattino dopo quando arrivo a casa. E niente, adesso sono a Domegge di Cadore. Adesso ci vorrà ancora un 20 minuti, mezz'ora per arrivare a casa. Quindi vi lascio il video del gattino e poi ci vedremo domani. Ciao ciao. Non ti si vede. Buongiorno, oggi è martedì, mi ero dimenticata di registrare perché niente, sono andata a comprare il pane in velocità, poi sono andata su da mia mamma, sono stata un po' lì ma non tantissimo, una mezz'oretta, e adesso sono qui giù a casa. Oggi c'è il sole che si alterna alle nuvole, però c'è insomma... C'erano dei nuvoloni che coprono, qua c'è sole, lassù invece sui prati c'è ombra. Il piccolino sta bene, eccolo là, sta bene, tutto a posto. Quando li castrano non mettono neanche i punti e quindi si guariscono in pochissimo veramente. Il piccolino vuole tanto bene a Panna, ha detto che dorme con lei. Vero Panna, il tuo bambino? Forse tuo figlio almeno, vero? Bacini al piccolo.
Oh, panna mamma. Che dolcezza. Allora ti lavo la zampa. Che carini. Buongiorno, oggi è mercoledì. È mercoledì, io ho una fragola, sto finendo le fragole che avevo usato per la Macedonia, ma me ne erano avanzate, quindi adesso me le mangio. Ne ho già mangiate tipo 3. Volevo dirvi, sapete che vi avevo detto, sì, ve l'avevo detto che era sparito un gatto, non mi ricordo se vi avevo detto. Insomma, era sparito il gattino, quello rosso piccolo della cucciolata dell'anno scorso, Sugar. Ve l'ho fatto vedere, sì, nei video. Ecco, è stato ritrovato ieri morto. Non si sa com'è morto, però ormai era in decomposizione, era avanti. Nel senso, era una settimana che era sparito. Ecco. Talmente piccolo il paese che nessuno avvisa che c'è un gatto, sapendo che è di qualcuno, perché si vedeva che era un gatto curato. Vabbè, dai, non mi inoltro in questi discorsi. Comunque è stato trovato, poverino, e almeno si sa che non è da qualche parte, ma sì, poretto, è morto, però almeno è stato ritrovato. E niente, volevo dirvi questo. E basta, oggi non ho grandi programmi. Guardate che carini. Pepe si è svegliato. Stava dormendo profondamente. Al sole, sul tavolino, sulla coperta. Che belli. Il piccolo non so dov'è. Volevo farvi vedere una cosa. Ah, ho ancora la porta chiusa. Aspettate che chiudo subito. Sì, sono ancora in pigiama. Outfit of the day. Ecco. Questo sasso qua voi non l'avete mai visto perché ce l'avevo su a casa, l'ho portato giù la scorsa settimana e sì, è grande effettivamente, però ha questo segno di fossile di conchiglia e quindi ce l'ho qua con me, solo che effettivamente è grande come sasso. Sono 10 gradi all'ombra. Proprio la stagione che fa freddissimo all'ombra, caldissimo al sole. Comunque è già ora di tagliare l'erba. Pepe. Ehi. Pepe. Pepe. Panna. Ciao Panna. Pepe. Pippo. Ma sapete che il gattino Pippo è più coccoloso? Cioè, tempo 2 giorni che ha fatto l'operazione, ma già ieri, giorno dopo, era più coccoloso, si lascia coccolare. Boh, cioè, fa proprio questo effetto la castrazione. Con Pepe no, Pepe era ruffiano anche prima. Invece il piccolino ha iniziato ad essere un po' più dolce, più toccabile perché è molto schivo. Si schifa un pochino di essere toccato. Invece no, è diventato più coccolino. Guardate Pepe dov'è? Si è messo dentro la coperta. Panna. Cioè, non è normale. Pepe. Amore. Ma ci abbiamo freddo. Prima mi ha graffiato qua. Mi ha fatto un coso enorme. Un buco enorme. Niente. Adesso preparo la tavola e preparo la pappa per il pranzo. Eccomi lavata, stirata, ho preso sole tutto il pomeriggio, poi ho rasato anche i capelli e ho tagliato come sempre dei ciuffi di capelli. Ma questi qua? Ok, ho dei ciuffi che non c'entrano niente, cioè questi qua. E perché da sola non riesco mica a tagliarli bene. Va bene. E niente, quindi nel frattempo che stavo prendendo il sole mi ero presa un attimo una pausa perché ho detto so che deve arrivare il corriere, se sto lì e magari dopo suona il campanello devo alzarmi di corsa, vestirmi e andare a aprire la porta, e quindi mi sono presa una pausa dal sole e è arrivata la Degusta Box del mese di aprile. Questa non l'ho avuta gratuitamente, questa l'ho pagata con i miei soldi. Niente, devo precisare queste cose perché
qua. Da quando ho detto che le altre due mi sono arrivate gratuitamente, nessuno si è più iscritto col mio link. E quindi, boh, non lo so, sarà stata una cosa di sfiga, ma io volevo essere corretta, invece, vedete, l'onestà non ricambia molto spesso. Va bene, cioè, sono lunghissimi sti capelli e sono biondissimi, anche perché sono stata al sole, con la tinta, e più sono stata al sole, sono ancora più chiari qui. E mi sembra di averli meno gialli. Comunque devo fare una maschera alle punte, perché sono abbastanza rovinaticce. Comunque niente, adesso sono quasi le 6 di sera e ho appena finito di far tutto praticamente. Adesso vado un attimo su dai miei perché oggi non mi sono mossa da casa. Noi ci vediamo domani con la giornata del giovedì. Ciao! Buongiorno, oggi è giovedì, devo guardare una cosa su internet perché mi ha appena chiamato un numoroso e gli serve un numero di telefono e quindi devo mandarglielo via messaggio. Quindi devo cercare sul computer. Mi sono appena alzata, appena dato da mangiare ai gatti e sono già operativa. Ieri Pepe mi ha piantato l'unghia qua su questo dito. E ieri sera mi sono tagliata di qua invece con la lattina del tonno. Cioè, ho messo sullo smalto nuovo, però forse non si vede. Ecco, con il sole. Sole. Aspettate, voglio farvi vedere lo smalto. Ecco, così si vede lo smalto. È bello, eh? È veramente un bello azzurro. Bello. E ho usato quel top coat, quell'asciugasmalto che fa da top coat e sigilla anche lo smalto, quello che avevo preso, che vi ho fatto vedere ieri nel video haul. Questo è l'asciugasmalto e devo dirvi che funziona da Dio, cioè nel senso non ho dovuto neanche aspettare tanto perché se lo smalto fosse asciutto. Praticamente io ho messo, lasciate perdere che ho le righe un po', ho le unghie un po' rigate, sembra, forse no. Sì, ce le ho un pochino con le righe. Praticamente ho messo uno strato abbondante di smalto in modo da farlo essere un pochino più coprente e poi ho messo uno strato abbondante subito dopo di questo qua. E è vero, non serve aspettare che lo smalto colorato sia asciutto, basta metterlo subito. È una figata, veramente. Bene, li ho messi là ieri sera perché non avevo voglia di far casino e metterli via. E adesso li lascio là, perché volevo metterlo anche sui piedi. Panna, hai mangiato? Sì, eccomi, eccomi. Sono le 3 di pomeriggio e io sono ancora in condizioni da pigiama. No, ho registrato 2 video oggi. Stamattina ho registrato 2 video e poi ho avuto problemi con il wifi di casa, con il router, perché praticamente il telefono non si connetteva alla rete wifi, però la trovava. Allora ho azzerato tutto, poi non riuscivo a entrare nel router per modificare le impostazioni. Quindi, quando io andavo a scrivere l'indirizzo, sapete, il 192.168.11.1.1, quell'indirizzo là si entra nel router per cambiare le impostazioni. E non riuscivo a entrare neanche in quello, mi è preso un nervoso, sono riuscita a finire tutto all'una, no, un po' prima, un mezzogiorno e mezzo, solo che la connessione sul telefono non andava ancora e quindi prima l'ho sistemata anche sul telefono, sono riuscita a capire cosa c'era che non andava. Ma veramente sono diventata matta oggi, quindi ho perso tutta la mattina a cercare di impostare la connessione e poi ho registrato 2 video, che ho fatto 2 video lunghissimi. Oggi doveva arrivare il corriere, io lo aspettavo pomeriggio in realtà, e invece è arrivato all'ora di pranzo. Mi è già arrivato, quindi sono tranquilla, nessuno deve suonare il campanello e quindi posso stare tranquilla tutto il pomeriggio. I gatti, questo qui anche è un catturamosche, comunque sta benissimo, è diventato un pochino più ruffiano, il piccolo, sì. I miei puzzetti qua. Pepe, amore, cosa? Come? Pepe? Oh, bello il mio micio.
E il mio Pippo? Oh, il mio Pippo. Oh, come siamo carini. Cioè, vedete, si lascia anche toccare. E poi va, sì, dice che bello, mamma. E invece prima non faceva così. Funziona la castrazione. E poi Panna. Panna, aspetta che ti metto un attimo a fuoco, ma c'è un po' troppa luce effettivamente in questa casa adesso. Non ti si vede perché sei troppo nera, Panna. Buongiorno, oggi è venerdì e essendo venerdì devo andare a comprare il pane perché sono completamente senza. Dovevo andare ieri in realtà, però poi ieri non mi sono più mossa da casa e quindi devo andare a comprare il pane. Poi. Ieri ho registrato 5 video. Sì, 5 video, cioè. Infatti ieri sera avevo un mal di testa che non ne potevo più. Poi adesso mi prendo tutte le mie varie cose di integratori e poi faccio la colazione. Che cacchio ho sotto i piedi? Aiutatemi. Non so cosa avevo sotto i piedi. Pepe è qua. Il piccolo è al bagno e Panna è qua per terra. Ciao Bunny. Ehi Bunny. Pepe? 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 Cosa c'è? Dove? Qui? No, vieni che è di qua. Pepe, vieni. Panna! Panna! Pepe? Ciao! 11:18 di questo venerdì. Venerdì? Oggi che giorno è di numero? Io mi perdo via. Venerdì 22 aprile, ok. Mi sto bevendo una tazza di latte e Nesquik, visto che lo devo finire perché sennò scade. E quindi mi sto bevendo sempre il Nesquik col latte. Mi fa un immenso mal di pancia, ma non importa. Oggi è una giornata ventosa, freddino, sì, abbastanza freddo come clima, e dovrebbe venire brutto tempo tutto il fine settimana. Ho tantissimi commenti, vi ringrazio tutti per tutti i commenti che mi lasciate, belli e brutti che siano, a me, insomma, vi ringrazio lo stesso. E adesso devo rispondere a tutti i commenti. Tra oggi, domani e dopodomani rispondo a tutti, promesso. Quindi se non vi ho ancora risposto, non vi preoccupate, è che io di solito mi cerco un giorno e in quel giorno mi dedico a rispondere. Volevo dirvi anche che lo smalto è ancora intero, cioè è ancora perfetto, non è neanche sbeccato e stasera saranno 2 giorni che ce l'ho su. Cioè io sono rimasta sconvolta perché di solito io lo smalto dopo un'ora ce l'ho già sbeccato e invece devo dire che quel top coat asciuga smalto va da Dio, veramente consigliato. Oggi mi sono completamente persa di farvi il vlog e sto partendo adesso dal Lidl perché sono venuta a prendere giusto le cose che mi servivano e alla fine ho speso 50 euro, 55. Aspettate perché io sono talmente bassa che ho il sole che mi arriva sempre negli occhi. Nonostante il sedile sia un pochino rialzato, io sono bassa. E rendetevi conto che ce l'ho avanti del tutto e alle volte io non riesco neanche ad arrivare totalmente ai pedali. Quindi, insomma, sono un po' messa male, sono proprio bassa. Va bene, dai. Quindi sono a Calalzo, abbiate pietà che l'inquadratura non è perfettamente dritta, però è così. Se sentite rumore perché come vedete ho il finestrino abbassato perché fa caldo, cioè fa veramente caldo oggi, cioè stamattina era freddo, ma freddo, poi dopo pranzo ha fatto fuori questo calore tipo da estate, una cosa del genere. Però il weekend vi ho detto hanno messo brutto, hanno messo abbassamento delle temperature e rinevicherà.
nevicherà sulle montagne e quindi diciamo che siamo un po' sfortunati, però insomma anche l'anno scorso nello stesso periodo ha fatto brutto tempo, ha fatto freddo e poi ha fatto tutta l'estate bellissima, e quindi diciamo che se anche fa brutto adesso speriamo che faccia bello dopo, però per l'estate almeno. Eccomi, sono tornata a casa, ho registrato il video spesa, panna fame, vi lascio, vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto al prossimo vlog. Ciao a tutti!